Siamo qui adesso con uno dei protagonisti di questa partita terminata con il risultato di 2-2, 3 calcio a 5 contro il Vigor San Cataldo. Con noi Eric Martorana, hai fatto un gol che ha sbloccato la partita 0-1. Ci racconti un po' della tua prospettiva, come è stato questo inserimento a secondo palo? Sì, intanto questa settimana ci siamo allenati molto su questi inserimenti perché è una cosa che ci manca tanto. La cattiveria è importante in queste situazioni. Ho avuto la lucidità di seguire l'azione ed è arrivato così questo gol. Sei un giocatore molto giovane, ma giochi ormai quasi come un veterano, nonostante la tua età dica classe 2001. Ti chiedo, ma cosa è successo nel secondo tempo? Risultato di 2-0, poi blackout finale, 2-2 risultato. Questa è una cosa che ci manca tantissimo, la concentrazione dopo aver segnato un gol importante come quello del 2-0, dopo aver sorretto quasi tutta la partita. I cali di attenzione ci costano tantissimo. L'abbiamo pagato anche nelle ultime 2 trasferte che abbiamo avuto in campionato. Là ci sono costate la sconfitta e qui un pareggio che è come una sconfitta perché la vittoria ci serviva tantissimo oggi per poi passare il turno. Rimanendo sempre in tema della Coppa, la terza squadra facente parte di questo girone è il CUS Palermo. Conosci già questa squadra oppure, essendo il Vigor San Cataldo una formazione del girone B, magari non conosce bene le altre formazioni dell'altro girone? No, conoscevo magari qualche giocatore, però non benissimo, diciamo, il contesto squadra. Hai un obiettivo in zona gol? Zona gol, 15 reti.